Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo da Mittelfest perché oggi è stato svelato il tema 2023 che punterà i fari sull'inevitabile. Per i 30 anni del Festival Cividalese nascerà Mittelbabel, l'archivio sulla memoria storica della manifestazione, ma ci aggiorna Daniele Micluz. Si comincia a pensare all'edizione 2023 di Mittelfest che arriverà insomma il prossimo luglio, però intanto oggi è stato svelato il tema, siamo in compagnia del presidente Roberto Corciulo, per quanto riguarda insomma il tema del 2023. Il tema è inevitabile, è una scelta del nostro direttore artistico che segue un percorso che è iniziato quest'anno con Imprevisti nella sua direzione artistica e quindi questo è un tema che ha tutto un significato importante e che oggi è stato svelato e quindi rimando chiaramente alla presentazione fatta dal direttore per quanto riguarda questo tema molto significativo. Ma le novità che avete presentato oggi sono anche altre, con degli eventi collaterali, con un nuovo sito, insomma sì. Avete tanto in cantiere. Abbiamo tanto in cantiere, allora principalmente il Mittelfest da soggetto produttore di un festival multidisciplinare su Cividale del Friuli ha avviato ormai da 3 anni un'attività come dire, che si allarga nel tempo e nello spazio, quindi ormai noi lavoriamo tutto l'anno oltre il Mittelfest che è il nostro evento principale che si terrà dal 20 al 30 luglio il prossimo anno, nel 2023 abbiamo il progetto Mittelyoung che si terrà dal 18 al 21 maggio e dove il primo giorno sarà a Nova Gorizia perché è un percorso che stiamo facendo per Nova Gorizia, Gorizia Capitale della Cultura 2025 in cui noi siamo coinvolti come progetto, come Mittelfest in diverse progettualità e quindi il Mittelyoung e poi il Mittelland che è il nostro progetto di territorio che coinvolge oltre che Cividale le valli del Natisone e le valli del Torre con cui fondamentalmente andiamo a fare sistema rete sempre nell'ambito della cultura. E oggi oltre a questo abbiamo presentato un progetto di digitalizzazione di tutto quello che è l'enorme patrimonio di Mittelfest di 30 anni, nel 2023 avremo l'edizione del 32, di 30 anni di Mittelfest, in questo momento andremo a caricare tutto il materiale, l'importante materiale che è stato conservato all'interno dell'associazione e lo mettiamo a disposizione di tutti con degli strumenti digitali molto efficaci, molto efficienti e che permettono proprio di mettere, di ravvivare la memoria di un percorso importante, di un festival molto importante di cui molte volte non conservando la memoria e non avendo documentazione sotto mano non riusciamo ad avere la nozione o il peso di quello che è stato, ma ha avuto un percorso importante per Cividale, per il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e per il contesto. Siamo l'unico vero festival multidisciplinare internazionale in Italia e questo è un grande merito di questa regione di averci creduto, di aver portato avanti questo progetto. Assessore Gibelli, intanto è stato svelato il tema e intanto si comincia a guardare l'edizione 2023 con tante novità per il Mittelfest. Sì, era inevitabile che ci stupissero ancora una volta, era troppo facile però, dai, vi chiedo scusa, mi metto nell'angolo in castigo. Sarà un anno importante per l'edizione di Mittelfest in sé, dedicata all'inevitabile, che è una componente della nostra vita, perché è inevitabile che ci troviamo ad affrontare situazioni impreviste o anche prevedibili, ma è inevitabile anche da parte nostra decidere a un certo punto di fare una scelta piuttosto che un'altra, indirizzando così la nostra vita. Importante anche Mittelland che allunga il nastro nel corso dell'anno, partendo da marzo e arrivando fino a dicembre. È importante perché l'appuntamento di 2025 è un appuntamento al quale bisogna prepararsi in questo modo. Mittelfest apre la strada e indica le modalità con le quali bisognerà lavorare nel 2025. Il Comune installi qualche panchina in più al cimitero udinese di San Vito per agevolare le persone malate e anziane. Questa è la richiesta di un'anziana di Feletto Umberto. A parlare poi l'assessore ai servizi cimiteriali Ciani che promette richiesta presa in carico e afferma un potenziamento dei servizi da parte dei custodi. Grazie della linea, siamo tornati al cimitero monumentale di Udine, sono con Daniela
Pontone, una cittadina di Feletto Umberto che ha qualche problema di salute, è asmatica e lei ci vuole evidenziare un problema. Un piccolo problema, vorrei chiedere a chi di dovere, non so se il sindaco o personale del cimitero, non so, se si potesse mettere qualche panchina in più, dato che siamo anche un popolo di anziani e io vedo lì le altre persone come me che soffro d'asma, ho un'asma abbastanza importante e ho dovuto attraversare tutto il cimitero perché abbiamo tanti parenti, e se si potesse mettere qualche panchina in più, ogni vialetto magari due panchine, una da un lato e una dall'altro, in modo che chi deve fare tutto il cimitero riesce a riposarsi di tanto in tanto, se fosse possibile. Ecco, questo Perché è un problema che coinvolge lei ma anche altre persone. perché ci sono tantissimi anziani e io vedevo tutti camminiamo nello stesso modo e penso sarebbe un sollievo poterci sedere 5 minuti, io per riprendere fiato, che ha male alle gambe per trovare un po' di sollievo. Penso, insomma, non è che poi in cimitero si immagina pochi giovani ci sono, quindi penso sarebbe utile, ecco, una grande cosa se mettessero 2 panchine in più. Quindi e lei ne ha incrociata una sola? Io ne ho vista solo una nella quale mi sono seduta per 5 minuti a riprendere fiato. Grazie Daniela. Prego. Assessore Ciani, in queste ore abbiamo incontrato una cittadina di Feletto che in maniera molto pacata fa una segnalazione e chiede qualche panchina in più, soprattutto per le persone che hanno qualche problema di salute. Sì, è una richiesta che assolutamente accoglieremo, così come tante richieste analoghe di persone soprattutto anziane o con dei problemi di salute che hanno piacere di andare spesso in cimitero a trovare i loro cari. Abbiamo sempre accolto queste richieste, magari mettendo le panchine vicino ai luoghi in cui sono sepolti i cari di queste persone, quindi sono attività normalissime che il Comune, penso con la dovuta sensibilità, accoglie sempre e deve assolutamente accogliere, anche perché insomma il tema della gestione dei cimiteri è un tema estremamente delicato, cui noi cerchiamo di dare molta attenzione. Sono luoghi che cerchiamo di tenere sempre il più curati e possibili, puliti possibili. Da alcuni mesi abbiamo fatto un'iniziativa molto apprezzata, e cioè il nostro personale delle onoranze funebri che nel momento in cui non fa attività appunto di onoranze funebri va all'interno dei cimiteri, fa attività di custodato, di piccole pulizie, abbiamo implementato gli sfalci nel periodo primaverile estivo, insomma cerchiamo di avere la massima attenzione nei confronti di questi luoghi così importanti. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco, da voi la linea. Bentornati in diretta a Da Voi la Linea. Si è conclusa poco fa in Prefettura Udine la conferenza stampa di presentazione del progetto Sapremo, patto tra pubblico e privato, finalizzato a sensibilizzare i giovani sul tema dei rischi connessi all'uso di sostanze e più in generale i rischi in adolescenza. Ci aggiorna in diretta Alessandra Salvatori, a te la linea, buongiorno. Buongiorno ad Alexis, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo negli spazi della Prefettura di Udine, la nuova sede di via Pracchiuso, ed è qua che si è svolta la presentazione della 4ª edizione del progetto Sapremo. Subito le buone notizie, si va avanti col progetto che ritorna anche finalmente in presenza. Alcuni numeri su questa iniziativa che nelle 3 precedenti edizioni è riuscita a coinvolgere oltre 3.000 studenti delle scuole superiori di Udine per 171 classi e 120 insegnanti referenti. Numeri importanti se si tiene conto del fatto che di mezzo c'è stata anche una pandemia che non ha fermato questo progetto, ma sicuramente ha creato delle difficoltà organizzative. Sapremo è un acronimo che sta per Salute, Protagonisti, Emozioni. È un progetto che ha preso vita nel 2018 dopo un episodio drammatico che ha sconvolto
scosso profondamente la città di Udine e non solo. L'episodio in questione è la morte per overdose di una ragazzina sedicenne trovata senza vita in un bagno della stazione di Udine, un episodio che ha subito spinto istituzioni e non solo del territorio a chiedersi che cosa si potesse fare per evitare il ripetersi di tragedie di questo tipo. È nato così anche dall'incontro tra l'allora questore Claudio Cracovia e il presidente della Danieli Gianpietro Benedetti la decisione di mettere insieme un team, una squadra che mettesse fianco a fianco istituzioni, quindi il pubblico e il privato, con l'intento di fare qualcosa di concreto per i giovani. È così che si è concretizzata questa proposta di azioni coordinate tra loro che vogliono stimolare il pensiero critico dei ragazzi, ma anche la loro partecipazione attiva con il coinvolgimento di insegnanti, di genitori, di tutta la collettività su temi legati alla salute, alla legalità. E quindi la finalità del progetto Sapremo, che è quella di sensibilizzare sul tema dei rischi connessi sì all'utilizzo di sostanze, ma più in generale i rischi legati all'essere adolescenti. Questo progetto, come dicevamo, è rivolto ai ragazzi, agli studenti delle classi seconde delle scuole superiori di tutta la provincia di Udine. Oggi è stato rinnovato un appello a partecipare, c'è ancora tempo quindi per le scuole e per gli istituti di entrare a far parte di questo progetto che si sviluppa di fatto su 3 assi. Da un lato c'è un'attività di informazione e di sensibilizzazione che si svolge all'interno delle scuole. Gli esperti entrano a scuola e raccontano di quello che accade, raccontano di quelli che possono essere gli effetti dell'utilizzo di queste sostanze e lo fanno riuscendo ad entrare in sintonia con i ragazzi. Poi c'è anche un concorso post action che consiste nella richiesta agli studenti di realizzare dei video della durata massima di 3 minuti nei quali possono raccontare qualcosa che li ha particolarmente colpiti di quel progetto, un video che serva a sensibilizzare i loro coetanei sui temi che sono appunto al centro di questo progetto. Sono una trentina i video che sono stati realizzati fino ad oggi. Poi ci sono incontri e conferenze che vengono proposte a un pubblico più ampio, di fatto a tutta la cittadinanza che vuole partecipare. Chi sono i soggetti coinvolti in questo progetto presenti oggi in conferenza stampa? Sono la Questura di Udine, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, in particolare il Dipartimento delle Dipendenze, la Prefettura di Udine, il Comune, l'Università, la Provincia, la Consulta Provinciale degli Studenti di Udine, Confindustria Udine e poi la Danieli. Quarto progetto, ricordiamolo ancora una volta, insegnanti e istituti che volessero partecipare hanno la possibilità ancora di farlo. È tutto dalla Prefettura di Udine. Ora vi proponiamo invece un'intervista a Elio, frontman degli Elio Le Storie Tese, in tournée nei teatri regionali, che questa mattina ha visitato la struttura di Progetto Autismo, fondazione a cui il cantante è vicino da più di 10 anni. Ed Elio è rimasto sorpreso dalla crescita attuata dalla semplice volontà di 2 genitori di ragazzi autistici, ovvero Elena Bulfone e Enrico Baisero, presidente e direttore della fondazione. Vediamo. La sottolineatura di oggi è che servirebbe una struttura così, non in città, e di tale e non solo. Sì, anche più di una, però quello che non è chiaro, immagino, a tutti è che un posto come questo è stato fatto da un papà e da una mamma, quando invece andrebbe fatto dalle istituzioni. Bisognerebbe che non solo qui in Friuli, ma anche proprio in tutta Italia esistessero varie strutture di questo tipo, organizzate con questa competenza, in grado di accettare persone che non stanno bene e che hanno bisogno di terapie adeguate e competenti, che esistono, ma che oggi come oggi sono a carico del papà e della mamma. Invece andrebbero garantite gratuitamente, esattamente come si garantiscono le altre cure, no? Qual è la cosa che più l'ha colpita di questa visita di oggi?
il livello come dire, di perfezione, l'attenzione per ogni dettaglio e la passione del papà e della mamma, che io avevo incontrato già tempo fa, e quindi non avevo nessun dubbio, però certamente poi quando uno vede, quando tocca con mano, si rende conto della grandezza, ecco. Qui arrivano tantissimi bimbi, ma anche adulti, insomma, che vengono trattati ogni giorno gratuitamente. Ospite speciale oggi a Progetto Autismo, Elio, che è molto vicino alle tematiche che voi quotidianamente trattate. Sì, oggi è una giornata speciale per noi, è un grande onore, una grande opportunità di mettere il nostro nome in prima pagina, perché il progetto di co-housing che vogliamo realizzare ha bisogno di una raccolta fondi che partirà proprio in questi giorni e che ci permette, attraverso la preziosa figura di Elio, di avere visibilità e quindi di arrivare alle orecchie di tutti coloro che vogliono darci una mano. Ecco, Elio oggi ha visitato la struttura e ha sottolineato come ce ne sarebbe bisogno praticamente in ogni città. Sì, noi siamo stati già nominati come struttura di eccellenza dal già ministro Stefani per la disabilità proprio a livello italiano nel panorama delle strutture che offrono servizi per l'autismo. È chiaro che c'è molto da fare, infatti stiamo lavorando con la montagna, abbiamo aiutato un'associazione partecipata, il Bruco La Farfalla, ad aprire a Cedarchi su una struttura di ricettività, e anche a Monfalcone, voi come noi. C'è tanto lavoro da fare e tanti sogni da realizzare. E con questa bella iniziativa chiudiamo a voi la linea, ricordandovi che l'informazione su Telefriuli ritornerà in diretta alle 16:30. Buon pomeriggio.